Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri TG. Oggi è una giornata di festa, 8 dicembre, e si inaugura il Ponte dell'Immacolata che per molti significa appunto 4 giorni di vacanza, con le località turistiche della nostra regione che sono state prese d'assalto da turisti veneti e anche da fuori. Ne parleremo diffusamente nel corso della nostra prima edizione dei telegiornali, che resterà con voi fino alle 13:30, ma naturalmente in primo piano le notizie di cronaca e gli approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità. E cominciamo quindi subito con la cronaca, perché quella appena trascorsa è stata una notte di paura nel comune di Cison di Valmarino, nel Trevigiano, a causa di un incendio divampato in un'abitazione a 2 piani. L'incendio scaturito molto probabilmente da un malfunzionamento della canna fumaria del camino utilizzato per riscaldare l'abitazione. Le fiamme hanno interessato prima il tetto, poi le camere da letto al primo piano. L'allarme è scattato alle 2:30 della notte. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la famiglia residente nell'abitazione. Il padre, 37 anni, di origini marocchine, si è svegliato in tempo ed è riuscito a mettere in salvo la moglie e i figli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. L'incendio ha provocato danni ingenti all'abitazione. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. E la cronaca ora ci porta a Vicenza, dove i carabinieri di Montecchio Maggiore, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Frontiera di Bologna e di Civitavecchia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini di origini tunisine in Italia da diversi anni, nei confronti dei quali la Procura di Vicenza sta procedendo per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi in concorso. I fatti, legati a traffici di droga, risalgono allo scorso 10 giugno nei comuni di Sovizio e Brendola, altri 2 comuni della provincia berica della stessa area. Secondo quanto poi ricostruito dai militari dell'Arma, un cittadino marocchino residente nel Vicentino venne sequestrato e portato in un bosco per oltre un'ora sotto la minaccia di un coltello e di asce. Secondo quanto dichiarato in sede di denuncia dalla stessa vittima, che aveva riportato ferite guaribili in una quindicina di giorni, i 3 lo accusavano di avere sottratto una grossa partita di cocaina, chiedendogli anche 3.000 euro per il disturbo. È così che è scattata l'indagine, che ha consentito di risalire ai 3 tunisini che sono stati arrestati in diversi momenti del 2022. Il loro rientro in Italia, al porto di Civitavecchia e all'aeroporto di Bologna. Uno si trova in carcere, mentre gli altri 2 sono stati posti agli arresti domiciliari. E continuiamo con la cronaca, torniamo a San Stino di Livenza, dove continuano ad emergere inquietanti dettagli sul femminicidio costato la vita ad una donna di 60 anni, uccisa dal compagno Giuseppe Pitteri. Dalle ulteriori informazioni che emergono sembra che il movente del delitto potrebbe essere legato alle slot machine, ad una ludopatia dell'uomo. Sentiamo. È una comunità sotto shock, San Stino di Livenza, all'indomani dell'omicidio avvenuto in questo appartamento in Corso del Donatore, dove Giuseppe Pitteri ha ucciso la compagna Cinzia Luison, poi ha chiamato i carabinieri dicendo quello che aveva fatto. Una violenza inaudita, l'hanno definita gli inquirenti, scatenata forse da una rabbia che Pitteri, detto Walter, covava da tempo nei confronti della compagna 60enne Cinzia, con cui viveva. Il 65enne aveva un amministratore di sostegno assegnatogli per problemi legati alla gestione del denaro. Secondo alcune voci sembra che fosse ludopatico. Da qui potrebbe essersi scatenata la furia che l'ha portato a colpire Cinzia alla testa, fracassandogliela in più punti, fratturandole anche la mandibola. Ai carabinieri ha parlato di 2-3 colpi di bottiglia, ma secondo gli investigatori sarebbero di più e forse con più di un oggetto, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Quando i carabinieri sono arrivati, lui aveva gli schizzi di sangue sui pantaloni. La donna era sul pavimento, vestita in una pozza di sangue.
Doveva tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Una tragedia alla quale si è trovata di fronte la figlia 22enne della coppia. La sorella 26enne vive con la nonna, che rientrando a casa ha trovato il corpo della mamma senza vita. Sconvolta ha iniziato a gridare ed è stato il vicino a soccorrerla, oggi ancora molto scosso. Io non posso scendere perché sono un po' ancora scioccato. Una coppia all'apparenza normale, sembra che prima di ieri non ci fossero stati episodi di violenza, ma secondo le prime indagini i rapporti tra i due erano freddi da tempo. Lui, ex autista mestrino a CTV, oggi in pensione, lei parrucchiera di successo con un negozio a Blessaglia di Pramaggiore insieme alla sorella. Entrambe le comunità sono sconvolte. Sono tutti che cercano di capire o di, non so come dire, elaborare quanto è successo, ma è ovviamente incomprensibile, inaspettato, insomma sono cose che accadono, che non sono, come dicevo, spiegabili. La comunità indubbiamente è sconvolta per questo, insomma non solo noi, perché poi c'è anche la comunità di Pramaggiore, insomma infatti anche con l'amministrazione insomma abbiamo deciso di esporre le bandiere a mezz'asta in tutti questi giorni e poi di programmare il lutto per quando verranno fissati i funerali. Insomma. Pitteri è stato arrestato per omicidio volontario. A San Stino oggi regna il silenzio e i fiori lasciati all'ingresso in corso del donatore. Sono due, dunque, l'avete sentito, le comunità sotto shock per il brutale omicidio di Cinzia Louison, una donna molto conosciuta e definita da tutti solare, gentile, appassionata del suo lavoro. Sconvolti gli ex colleghi di Pitteri, in molti anche in paese lo definiscono una persona tranquilla e riservata. Era una persona chiusa, andava solo a giocare al lotto, da quello che ho sentito stamattina, perché ho saputo stamattina, tutto qui, si vedeva più. Era riservato lui. Era molto riservato comunque. Era molto riservata. Veniva qualche volta a giocare un po' al lotto, tutto là. Che tipo è? Tranquillo, perché non lo conoscevo io, tranquillo. Adesso non sa cosa è successo? Siamo rimasti un po' basiti, diciamo, della situazione. Io non me lo sarei mai aspettato. E tutti lo dipingono come una persona tranquilla, riservata? Sì, perché non ha mai fatto, io non ho mai notato che facesse degli atti particolari. Cinzia invece viene descritta come solare, gentile, appassionata del suo lavoro, che nel 2011 l'aveva portata a essere tra i finalisti della Veda Master Jam, competizione internazionale londinese cui avevano partecipato oltre 1200 hairstylist, e lei si era classificata al primo posto per l'Italia. Tra pochi anni avrebbe raggiunto la pensione. Una bravissima persona e anche la conoscevo, tant'è che siamo sconvolti tutti, siamo sconvolti perché una situazione così lontana dai nostri pensieri, perché una persona che aveva il suo lavoro, una persona che aveva sempre dato molta importanza al senso della vita, al senso dei progetti. Non so cosa sia capitato, non so. Mai che succedesse una cosa così a Sastino. Sono rimasto male quando ho sentito quella cosa lì. Torniamo ora a quanto accaduto l'altra sera a Verona con l'aggressione di alcuni tifosi marocchini compiuta da un gruppo di estremisti di destra che sono poi stati identificati e denunciati dalla Digos della Questura Scaligera. Come amministrazione ci rattrista vedere la nostra città, che sa essere accogliente ed inclusiva, tornare ad essere raccontata come nel passato violenta e razzista. Così l'assessore alle politiche giovanili del comune Jacopo Buffolo. Episodi come questi, aggiunto, sembrano riportarci indietro ad una città che siamo convinti di poterci lasciare alle spalle. Lavoriamo tutti insieme per migliorare sempre di più l'inclusione e la convivenza pacifica. E sulla questione interviene anche il Partito Democratico appunto secondo il quale c'è una condanna decisa della violenza sempre e ovunque. Vale per l'aggressione del branco ai danni del cameriere fuori dal locale di qualche giorno fa, come per i disordini creati appunto l'altra sera da una banda di incappucciati in occasione dei festeggiamenti della comunità marocchina per la qualificazione della loro nazionale ai quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. Non possiamo permettere che nella nostra città, continua il Partito Democratico, ci sia qualcuno che si attribuisce il diritto di decidere chi può far festa e chi no, chi ha diritto di camminare per la strada e chi no. A Verona tutti hanno il diritto di sentirsi cittadini con pari dignità.
Ed ora un aggiornamento sul caso di tubercolosi a Treviso. Sono attesi per oggi i primi risultati dei test eseguiti sugli alunni e sui contatti dell'insegnante del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, che è stata contagiata da tubercolosi. Per la docente non è stato fortunatamente necessario il ricovero, si trova a casa dove sta seguendo la terapia. Immediatamente al liceo sono scattati i controlli sulle 6 classi dove l'insegnante appunto insegna. Sono circa 150 le persone alle quali è in corso di esecuzione il test di Mantue, che verranno monitorate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2. Per gli studenti dell'istituto, gli altri docenti e i familiari della professoressa coinvolta sarà avviata la profilassi. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Nel caso tutti risultassero negativi è prevista comunque la ripetizione del test dopo 3 mesi. Se invece ci fosse qualcuno positivo verrà preso in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico. Queste dunque le ultime notizie sul fronte di questo caso che sta preoccupando la Marca trevigiana. Ma ora parliamo di vacanze, parliamo del Ponte dell'Immacolata, perché appunto con questi giorni di festa si apre ufficialmente la stagione sciistica, quindi naturalmente vacanze significa prevalentemente montagna e da noi ovviamente le Dolomiti sono in primo piano. Ringrazio quindi i nostri ospiti, grazie a Walter De Cassan, vicepresidente regionale di Federalberghi e presidente di Federalberghi Belluno, e a Marco Grigoletto, presidente dell'ANEF del Veneto. Buona giornata e grazie. Grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto vorrei partire dai dati di oggi, no? De Cassan. Allora, il Veneto piace ai turisti ed è soprattutto la montagna, chiaramente nel Ponte dell'Immacolata e poi nelle vacanze di Natale a avere il ruolo di regina. Sì, il Veneto, buongiorno Marta, buongiorno a tutti intanto, innanzitutto. Ma il Veneto piace sempre a tutti, non è un segreto che il Veneto sia per presenze la prima regione turistica d'Italia. Piace a molti, piace a tutti, la stagione invernale sta partendo molto bene. Questa mattina sono stato ad Arabba a prendere il mio giornale e francamente ho visto macchine impilate dappertutto, quindi c'è un buon preludio a quella che potrà essere la stagione invernale, favorita anche da un tempo meraviglioso, quest'oggi freddo ma un sole meraviglioso. Ecco, il freddo è una buona notizia, no Grigoletto? Perché chiaramente lo stavate aspettando con ansia proprio per poter garantire un perfetto innevamento anche artificiale laddove sia necessario delle piste, con la grande maggioranza degli impianti che proprio oggi inaugurano la stagione. Sì, noi siamo molto contenti di questo inizio della stagione. A dire la verità, siamo contenti anche della perturbazione che è arrivata pochi giorni fa, che ci ha consentito, diciamo, di avere un po' più neve sulle nostre piste, perché stavamo già preparando tutto il comparto con la neve artificiale, ma è chiaro che questi 30 centimetri che sono arrivati negli ultimi giorni hanno creato anche un bel paesaggio bianco e ci hanno aiutato molto nella preparazione delle piste per rendere piacevole questo ponte di Sant'Ambrogio per i nostri turisti. Ecco, Grigoletto, quali impianti hanno aperto quest'oggi? Possiamo dire insomma che ormai la stragrande maggioranza è operativa? Ma guardate, allora io mi sono preparato un pochino su questo, che così anche le persone che ci seguono possono capire dove possono andare e cosa trovano. Partirei un attimo con gli impianti di Asiago, e lì hanno aperto il Verena e le Melette, e quindi anche sul lato piano di Asiago si può sciare. Tra l'altro loro hanno diversi anche impianti per il fondo che sono aperti da oggi. Invece per quanto riguarda la parte alta del Veneto, dal Faloria alle Tofane è quasi tutto aperto, nel senso che si può andare tranquillamente e forse ci sarà qualche pista ancora in preparazione, ma diciamo che tra oggi e domani sarà tutto aperto. Il Civetta
Per chi vuole fare un giro sul Civetta, il Civetta è tutto aperto, quindi tutte le società del Civetta sono aperte e con i collegamenti. A Falcade è aperto Falcade per il collegamento col San Pellegrino, e il San Pellegrino è tutto aperto. Misurina invece aprirà il 17, il Lagazzuoio aprirà il 23, e invece il Col di Lana e tutta l'area di Arabba, col Pordoi e Funivia Arabba, sono aperti da oggi. Quello che rimarrà chiuso sarà ancora la Marmolada perché devono preparare le piste, e in questo caso purtroppo in cima al ghiacciaio chiaramente non c'è l'impianto di nevamento, c'è arrivata della neve, ma non è arrivata in quantità necessaria per poter aprire le piste in sicurezza, e quindi loro attendono la prossima perturbazione, ma credo che con il 22 di dicembre si aprirà anche lì. Quindi questo, diciamo, è un po' il quadro della situazione nelle nostre montagne, per tutti coloro che volessero appunto approfittare di questi 4 giorni di festa per una vacanza in montagna. De Cassan, no? Dicevamo alberghi, insomma, che cominciano a vedere fioccare le prenotazioni. Sappiamo che il Ponte dell'Immacolata è un po' l'anteprima di quello che saranno poi le vacanze di Natale. Su questo fronte, prenotazioni, come sta andando? Ma se il buongiorno si vede al mattino, come recita un vecchio detto, le previsioni sono molto buone. C'è molta domanda, sia italiana che estera, perché il problema di questi anni è stato purtroppo il mercato estero. Buone le previsioni per le feste di Natale. Poi, attenzione, sotto Natale naturalmente c'è una buona percentuale di gente che non scia, quindi è un po' meno complesso riempire a Natale e Capodanno. Buone le previsioni anche per il Ponte dell'Epifania, che quest'anno è un ottimo ponte, e sono buone anche le aspettative per tutto il resto della stagione. Giustamente, come diceva prima Marco Grigoletto, siamo soddisfatti del fatto che stia nevicando, per cui non c'è bisogno della neve artificiale per i costi, ma anche per altri motivi, perché allo sciatore, al turista d'inverno piace vedere il paesaggio bianco, quelle strisce bianche in mezzo a quel giallo ocra dell'erba non hanno l'attrattiva che ha la nevicata naturale. Beh, su questo non c'è dubbio. Peraltro, no, Grigoletto, la nevicata naturale incide anche notevolmente su quelli che sono i costi di gestione, no, degli impianti. Ne abbiamo parlato più volte in questi ultimi mesi, a causa ovviamente del caro bollette, l'incremento che c'è stato. Su questo fronte che cosa possiamo dire? Ma allora, guardi, è abbastanza semplice, nel senso che non è che non abbia, cioè la nevicata è stata, come ha detto De Cassan, il motivo per rendere bianco il paesaggio. Quindi di fatto però noi ci stavamo preparando già da tempo, già da una settimana, con la neve artificiale. Non è che non abbiamo speso in energia e in acqua le nostre risorse per preparare le piste perfettamente. Questo deve essere fatto nella maggior parte dei casi anche per creare un fondo stabile, perché il fiocco di neve fatto con la neve artificiale, diciamo il fiocco di neve artificiale è artificiale per modo di dire, perché è naturale, però è un fiocco che rimane molto più coeso e quindi crea un fondo molto più stabile per le piste. Per cui noi abbiamo fatto lo stesso, perché fino a 2 settimane fa la neve era veramente scarsa e noi di fatto i soldi li abbiamo spesi lo stesso per creare questa situazione di sicurezza e di piste ben preparate. Un altro fatto è che non è che noi potevamo fare a meno di fare questa cosa, cioè nel senso siamo effettivamente il primo anello della catena turistica montana, per cui è anche chiaro che noi ci impegniamo al massimo per poter far sì che anche che tutto il comparto montano possa lavorare. Ricordo sempre che
quello che noi creiamo come fatturato è solo 1/8 di quello che è l'indotto che creiamo poi sul settore montagna. Per cui è anche un dovere nostro, anche con costi aumentati, ma è un dovere anche di riuscire a preparare tutto perché il turista possa arrivare, possa essere contento e possa soggiornare nelle nostre Dolomiti, nelle nostre montagne e nei nostri alberghi. Ecco, che impatto ha avuto l'incremento dei costi dell'energia su voi impiantisti e poi naturalmente su quello che è il costo finale dello ski pass pagato dall'utente? Sì, in questo senso l'impatto che ha avuto, diciamo, il costo dell'energia è abbastanza variabile. Alcune società avevano per fortuna ancora dei costi fissi dell'energia e quindi non hanno avuto delle problematiche particolari, diciamo, dal punto di vista del costo in sé. È chiaro che con il 31 dicembre questa situazione va a concludersi, nel senso che scadono quasi tutti i contratti fissi e diventa una cosa abbastanza pesante. Molte società invece avevano i contratti variabili e posso affermare con sicurezza che hanno speso il triplo di quello che sono le spese normali energetiche sostenute in una situazione, diciamo, normale di intrallineamento e quello che serve per far funzionare gli impianti. L'incidenza che ha avuto sullo ski pass è stata limitata perché non potevamo certamente aumentare del 30% lo ski pass. Tengo a precisare anche che è vero che uno ski pass del super ski in piena stagione può costare fino a 74 euro, ma sono 74 euro che si riducono già di un 5% se una persona lo acquista online, e l'aumento globale, diciamo, dello ski pass singolo è stato del 10% rispetto all'anno scorso, quindi siamo ancora sotto il livello dell'inflazione che è dal 12% adesso in Italia. Per cui noi ci siamo limitati con l'aumento dei costi. Abbiamo fatto uno sforzo perché è impossibile, impensabile per noi ritornare in una situazione, e penso sia d'accordo anche De Cassani, ritornare in una situazione in cui siamo costretti a chiudere o se non per il Covid, per i costi, per cui questo non era neanche ipotizzabile, per cui adesso stiamo cercando comunque un accordo con questo governo che, devo dire, ci ha già contattati, ci ha già in qualche maniera dato il proprio appoggio, e con la Valeria Ghezzi, che è il presidente nazionale dell'ANEF, adesso stiamo avendo dei contatti per capire se è possibile che possa arrivare un qualche tipo di aiuto anche come credito d'imposta sui costi energetici. Ecco, De Cassan, questo invece che impatto ha sulle strutture ricettive, sugli alberghi, che ovviamente soprattutto in montagna, in quanto a energia, insomma, ne consumano parecchia? Ma sulla questione concordo in toto con quanto ha detto Marco Rigoletto. C'è stato non il solito aumento di quell'1-2% che era fisiologico gli anni scorsi sulle tariffe, ma anche gli alberghi hanno dovuto aumentare le tariffe dei prenottamenti. Per fortuna c'è stato un ritorno fra ottobre e novembre ai costi dell'energia quasi pari a quelli di febbraio. Non vorrei che fosse un fuoco di paglia questo. Io spero che questo calo dei costi dell'energia possa continuare. Chiaro però che non c'è solo l'energia, ma c'è anche, mi viene in mente il gasolio. Il gasolio costa 1,90 euro o quasi 2 euro al litro, il gasolio da riscaldamento, che è quello che purtroppo non ha avuto a suo tempo la riduzione delle accise, e molti dei nostri alberghi sul riscaldamento viaggiano a gasolio. Comunque sentivo proprio qualche collega i giorni scorsi, gli aumenti vanno tra il 5 e il 10%, però nonostante questo aumento, come avevo già notato in estate, non c'è per fortuna riduzione della domanda dei pernottamenti. Magari il turista cerca di
tirare, tra virgolette, su altre cose, su beni che non sono, chiamiamoli, indispensabili alla vacanza, magari mangia un po' di meno in rifugio, mi perdonino i colleghi rifugisti, i rifugi, però c'è un diverso posizionamento della spesa, ecco. Ecco, De Cassan, prima di concludere, dalla montagna una panoramica anche sulla pianura, perché il Ponte dell'Immacolata vede anche protagoniste le città d'arte, no? Pensiamo a Venezia, pensiamo a Verona, ma anche Treviso, no? Con le colline del Prosecco. Stiamo vedendo proprio quest'oggi, insomma, un gran pienone anche in centro città di visitatori. Infatti ho parlato proprio stamattina col collega trevigiano, gli ho detto dammi qualche informazione sulla questione. No, mi ha detto che effettivamente anche novembre è andato benissimo per la provincia di Treviso. Questo ponte un po' così, c'è gente, sì, ma questo non è un ponte da collina. È un ponte più magari da città di pianura, da Treviso città, da città d'arte, Venezia, Padova, Verona, Vicenza. Le colline del Prosecco sono su numeri, diciamo, normali. C'è più in questo ponte dell'Immacolata un po' più verso o la città o l'alta montagna. Quindi città d'arte e alta montagna, no? Il Veneto piace, lo dicevamo, peraltro anche le terme, sentivo ieri dai colleghi padovani, stanno avendo sicuramente un buon riscontro in questo ponte dell'Immacolata. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto, e grazie a Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Una buona giornata. Naturalmente buon lavoro per queste giornate. Grazie, arrivederci. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di influenza e dell'impatto che tra influenza, Covid e l'altissimo numero di persone a letto in queste settimane, che impatto stanno avendo sulle RSA, sulle case di riposo. Abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, Roberto Volpe, presidente di Uripa Veneto, l'Unione delle Case di Riposo del Veneto, e Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA di Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei. Buongiorno. Radioascoltatori. Telespettatori. Teleradio. Allora, Volpe, comincerei proprio da lei, no? Perché abbiamo sentito, insomma, dai dati diffusi in questi ultimi giorni da tutte le aziende sanitarie della nostra regione di quanto oltre al Covid l'influenza stia colpendo in maniera particolarmente forte, con un incremento delle malattie da parte dei dipendenti in tutti i settori, e chiaramente questo accade anche nelle RSA, nelle case di riposo, con delle conseguenze, insomma, abbastanza pesanti. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che abbiamo rappresentato a lei. Abbiamo visto anche l'altro giorno importanti quotidiani che hanno richiamato il fatto che ci sia un tasso di malattia superiore al 50% rispetto agli analoghi periodi. Parlano di 105.000, mi pare, lavoratori in Veneto. E noi non siamo un ristorante, non siamo un bar che, se gli manca un barista o se gli manca qualche cameriere, il servizio non ne risente. Da noi la situazione in questo momento è difficilissima, soprattutto perché non abbiamo nessuna forza e capacità di sostituire chi è ammalato, perché, ripeto, oggi il problema vero di questo paese è che qualcuno deve iniziare a preoccuparsi
che a brevissimo le strutture dovranno tenere i posti chiusi, non per Covid, non per infermieri, ma per la carenza di operatori sociosanitari, che ricordo essere il 60% della forza lavoro delle nostre strutture. Ecco, sul fronte invece degli ospiti, perché purtroppo insomma i 2 anni e mezzo che abbiamo passato ci hanno insegnato come questi siano i luoghi dell'estrema fragilità, no? Questa ondata di influenza arrivata in anticipo, che sta colpendo insomma con particolare virulenza, sugli ospiti, che impatto sta avendo? Guardi, i nostri ospiti sono una generazione di leoni, perché credo che nonostante questa situazione anche di concomitanza Covid e influenza, anche grazie alla pronta campagna di vaccinazione che abbiamo fatto sull'influenza qualche mese fa, io noto che c'è un tasso di mortalità bassissimo, ma veramente basso, e sarebbe interessante anche fare i riferimenti negli anni, i periodi ante-Covid, perché effettivamente stanno reggendo molto bene a questo evento, in questo momento di un po' di virulenza dell'influenza, per cui da parte mia non c'è questo tipo di preoccupazione, non la devono avere neanche i telespettatori. Le ritorno, la preoccupazione è ben altra. Ripeto, sono dei leoni, veramente, ormai hanno imparato a combattere, credo, contro qualunque tipo di virus con cui vengono a contatto. Poi l'altro aspetto positivo è che abbiamo capito che probabilmente durante questi periodi, nel tempo, l'uso della mascherina potrebbe essere veramente un deterrente, perché sicuramente anche questo aspetto rappresenta comunque un indicatore importante. Quando noi siamo protetti, loro sono protetti, e non escluderei che nel tempo, magari in questi periodi, si possa tornare all'uso delle mascherine in forma, adesso non voglio allarmare nessuno, però potrebbe essere anche un modo, come ho detto prima, per proteggerli durante questi periodi. Non credo nessuno sia contrario al fatto di tenere per un paio di mesi la mascherina finché si lavora, però credo che sia una buona pratica su cui dobbiamo pensarci. Ecco, Pavan, direttore dell'ISRA di Treviso, per quanto riguarda nello specifico appunto le vostre case di riposo, in questo momento la situazione com'è? Beh, piuttosto, diciamo, simile a quanto presentato da Roberto Volpe, vale a dire che ad esempio noi siamo passati dalla chiusura per Covid alla chiusura per incremento delle malattie da influenza del personale. Faccio l'esempio di 4 strutture. Abbiamo deciso di chiudere una delle strutture, la residenza Menegazzi, non tanto perché ci sono delle situazioni di Covid, ci sono delle piccole, diciamo, e circoscritte situazioni di Covid, ma ad esempio perché 25 operatori sociosanitari sono a casa con l'influenza, alcuni col Covid. Quindi il problema è stato quello di decidere di concentrare la nostra attenzione non tanto nel preparare gli anziani per le visite, ma quanto nell'assistere gli anziani, perché anche le visite, per quanto come dire, siamo aperti e disponibili ovviamente, ogni visita richiede un lavoro, diciamo, molto importante da parte degli operatori. Allora o prepariamo gli anziani per le visite agli anziani oppure assistiamo gli anziani. Quando siamo in una leggera precarietà e speriamo temporanea per assenza di operatori, in questo caso per malattie, diciamo, convergenti, 25 operatori a casa solo nella residenza Menegazzi, abbiamo preferito chiedere ai familiari di sospendere le visite per una decina di 7-8 giorni, tempo insomma che si ripristini una situazione di normalità, preparandoci a tenere aperte tutte le strutture per Natale, che poi insomma è il periodo più importante e più interessante. Faccio una chiosa a quanto detto da Roberto Volpe prima, per dire che paradossalmente le strutture sono chiuse, 250 posti nel Bellunese, altrettanti nel Veneziano,
non perché mancano le richieste, ma perché manca la forza lavoro. Questo è un dramma che, se non viene affrontato a livello nazionale, a livello regionale, cadrà sulle spalle delle famiglie e degli anziani più che dei lavoratori, perché tanti lavoratori non ci sono più, quindi non è un problema. Ed è un tema prettamente politico rispetto al quale noi attendiamo, insomma, risposta da molto tempo. Sì, da molto tempo, infatti Volpe, ormai l'abbiamo davvero detto e ridetto, no? un sacco di volte. Penso che lei abbia ormai esaurito l'inchiostro, di scrivere lettere, no? al governo, ai vari governi che si sono succeduti, chiedendo appunto una maggiore attenzione a questo tema. Sì, qualcuno mi definisce anche un po' grafomane, ma lasciamo perdere. Sì, il tema è che quando noi abbiamo gli strumenti abbiamo dimostrato che ci sappiamo arrangiare. C'è stata una norma che ha disposto la possibilità di fare arrivare dai paesi esteri infermieri, ci siamo dati da fare, credo che anche Giorgio sia uno che può essere un buon testimone, ci siamo arrangiati. Abbiamo fatto arrivare in questa regione, in 1 anno e mezzo, 500 infermieri, senza l'aiuto di nessuno, semplicemente per 3 righe in un provvedimento dello Stato. A questo punto il tema vero è che abbiamo la necessità oggi di importare anche operatori sociosanitari, chiamiamoli come vogliamo, ma forza lavoro dall'estero. E in questo momento questo è un tema che è difficile farci sentire, perché il tema dell'immigrazione è un tema che chiude la possibilità di qualunque ragionamento logico. Guardi, noi gli infermieri che abbiamo portato in questi ultimi anni e mezzo si sono già inseriti nei nostri tessuti urbani, nelle nostre comunità. Sono arrivati i mariti che sono andati a lavorare, molte erano donne, i mariti sono andati a lavorare in aziende che avevano bisogno di forza lavoro. I figli sono iscritti alle nostre scuole, hanno contratti di affitto regolari perché hanno contratti di lavoro regolari e si chiama un processo di immigrazione guidata e utile al Paese. Pagano le tasse, contribuiscono al pagamento delle pensioni dei nostri ospiti, però c'è una norma che prevede che possiamo fare questo. Sugli operatori non possiamo farlo, perché entra in gioco il tema dei flussi migratori. Per gli infermieri c'è deroga, per altre figure no. Quindi qui continuiamo a girare attorno al problema, arriveremo alla fine che l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto. Nel senso che quando siamo già in una situazione drammatica, se oggi ci dicessero ok, potete far arrivare anche operatori sociosanitari dagli altri paesi, vuol dire che noi riusciremo ad attivarci e prima di 5-6 mesi non riusciremo ad averli. Abbiamo visto con gli infermieri, ci vogliono alcuni mesi per inserirli, quindi se anche a margine di questa trasmissione ci fosse qualcuno che alle 14 di oggi decide che si può fare, noi prima di marzo-aprile non saremmo in grado di avere questa forza lavoro. Quindi ogni giorno che passa è un giorno in più che noi accumuleremo come problema. Se a noi danno gli strumenti, abbiamo dimostrato che ci sappiamo arrangiare. Anche sul tema delle risorse, ci è stato promesso, fatto, detto, addizionale, siamo i primi che hanno detto di sì, eccetera. Lei ha più visto niente? Sa niente? No, noi stiamo facendo i bilanci i preconsuntivi dell'esercizio 2022 per definire la previsione 2023 e non sappiamo se ci saranno risorse. Siamo quasi certi che non ce ne saranno. Ho sentito prima nella trasmissione che gli amici di attività commerciali ed altro vivono questa situazione anche in termini positivi, dicono abbiamo interlocuzioni con Tizio e Caio. Noi siamo messi in un angolo, siamo solo capaci di essere oggetto del bersaglio di provvedimenti a volte anche inopportuni, come quello di recente, il fatto di aumentare il numero degli screening, i tamponi all'interno delle nostre strutture, che comportano un lavoro bestiale, totalmente inutile. Cioè noi sembra quasi che siamo il bersaglio preferito di colui non avendo di meglio o ci attacca o ci fa fare cose inutili. Ripeto,
dateci gli strumenti, dateci pochi strumenti legislativi e noi ci arrangiamo. Ecco, tra l'altro Pavan, stiamo parlando di strutture di eccellenza, penso per esempio a Treviso, al recente forum sulla non autosufficienza, no? È arrivata prima, Treviso è stata premiata proprio come città amica della demenza, quindi a testimonianza di questo importante lavoro che si sta facendo proprio per venire incontro ai pazienti, ma anche a tutte le famiglie di coloro che sono affetti da demenza e di Alzheimer, e chi l'ha provato sa insomma quale ed enorme problema sia questo. Sì, abbiamo ricevuto il primo premio nazionale dal forum e peraltro domani saremo a Roma a ricevere un primo premio nazionale del Ministero della Cultura, perché abbiamo introdotto tutto il tema della conoscenza del problema della demenza all'interno delle scuole di infanzia, alle scuole superiori, alle scuole medie e così via. Quindi diciamo così, noi stiamo lavorando per trasformare le nostre strutture in punti di riferimento, parrocchie laiche di un territorio a cui i cittadini possono rivolgersi quando hanno problemi legati all'invecchiamento. Ma sottolineo, senza benzina non si va da nessuna parte, o meglio, senza carica elettrica, una macchina elettrica non si va da nessuna parte. L'ISTRA ha 75 infermieri, di 75 infermieri 66 non sono italiani, non sono europei, sono extraeuropei, cioè vengono da altre parti del mondo. È vero che c'è una norma, ma ricordo a Roberto che la norma ci tiene saldi sino al 31/12/2023. Ecco, abbiamo un nuovo governo, speriamo abbia la consapevolezza, diciamo così, di poter prorogare o cambiare alcune normative che ci danno alcune possibilità. È stata, nella zona Cesarini è stata approvata la legge sulla non autosufficienza, che però è un disegno di legge che avrà dei tempi enormi di applicazione. Se noi non acceleriamo le procedure, diciamo, legislative, davvero, come dice Roberto, rischiamo di pensare di fare delle cose, ma poi alla fine di non fare nulla e morire sotto le macerie, perché questa è la realtà. Lo stesso vale, è vero, per gli operatori sociosanitari. Io vorrei, ad esempio, esprimo un desiderio da cittadino, vorrei che andassero a casa, anche in pensione, in prepensionamento, tutti coloro che hanno fatto la pianificazione della formazione degli operatori e degli infermieri. Almeno mettiamo altre persone che faranno errori diversi. Questo problema l'abbiamo affrontato nel 2000 noi, questo problema della carenza infermieristica, mai mi sarei immaginato di arrivare al 2022 in queste condizioni. Per favore, i responsabili di questo orrore, perché non è un errore, è un orrore, i responsabili vadano a casa. E apriamo le opportunità anche a un nuovo disegno. Abbiamo bisogno di nuove figure e abbiamo bisogno di valorizzare economicamente e socialmente il lavoro di assistenza agli anziani. Se lei fa una inchiesta all'interno di una scuola superiore, lei vedrà che su 1000 persone, 1000 operatori, 1000 studenti, avremo 5 persone che pensano forse di fare assistenza alle persone anziane. Questo è un dramma anche di carattere culturale della nostra società. Siamo stati bastonati dal Covid, siamo stati bastonati da Monsignor Paglia, continuiamo a essere bastonati da norme che non ascoltano, non ci ascoltano. Voglio dire, se va avanti così non so come andremo a finire. Ecco, lo vedremo. Purtroppo insomma il quadro che state delineando è senz'altro molto preoccupante. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Roberto Volte, presidente di Euripa, e grazie a Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA di Treviso. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, un saluto. Giorgio. Noi appunto abbiamo cominciato questo collegamento parlando proprio dell'impatto dell'influenza che appunto sta davvero colpendo duro nella nostra regione. Secondo gli esperti l'incidenza di questa ondata influenzale proprio in questi giorni è quella più alta addirittura dal 2004. Sentiamo quindi i dati.
Sono quasi 80.000 i casi di influenza che si stima abbiano interessato il Veneto nell'ultima settimana. Secondo gli esperti, allo stato attuale si sta registrando l'incidenza più alta dal 2004, 16,44 influenzati ogni 1.000 abitanti. La fascia di età più colpita è dei bambini sotto i 4 anni. La campagna vaccinale dell'Ustre Serenissima prosegue a sprombattuto, anche facendo tesoro dell'esperienza accumulata durante il Covid. Contiamo nei prossimi giorni di raggiungere e superare i 100.000 vaccini e l'appello forte che facciamo è se anche oggi l'influenza si vede solo nei piccoli, che sono la prima fascia della popolazione che viene colpita, sappiamo che poi il picco dopo Natale arriverà per tutta la popolazione più adulta e anche quindi con una maggior fragilità. Ci si può vaccinare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini, presso gli ambulatori dei servizi vaccinali delle ULSS ed in alcune farmacie. Negli ultimi 2 anni l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani in funzione anti-Covid aveva ridotto anche la circolazione dell'influenza. Ricordo che tutta la diminuzione dei sistemi di mitigazione della circolazione virale, quindi le mascherine, il distanziamento che inevitabilmente sta diminuendo, porta a una circolazione importante e a una maggior facilità di prendersi questo virus. Si preannuncia una stagione influenzale particolarmente intensa anche nell'ULSS 4 Veneto Orientale, dove già a novembre gli accessi al pronto soccorso per influenza erano aumentati del 68% rispetto al 2021, con la fascia d'età pediatrica più colpita. La vaccinazione antinfluenzale sta comunque procedendo bene. I medici di famiglia, ad esempio, ad oggi hanno somministrato l'80% delle dosi consegnate. E continuano a crescere anche i casi di Covid, sono stati registrati nelle ultime 24 ore 4.260 nuovi positivi in Veneto e si devono registrare purtroppo anche 14 decessi. Per quanto riguarda i ricoveri in area non critica sono 1.588 i pazienti ricoverati, più 45 rispetto a ieri e 71 in terapia intensiva, più 6 rispetto a ieri. Ed ora la pagina politica con la riforma della giustizia. Il ministro, il guardasigilli trevigiano Nordio è intervenuto ieri alla Camera e si è detto pronto a battersi fino alle dimissioni. La questione è quella delle intercettazioni telefoniche, questione di civiltà, ha detto in commissione. Sentiamo. Questa non è civiltà, questa non è libertà, questa è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni. Per Carlo Nordio l'uso corretto delle intercettazioni non è una mera formalità procedurale annidata nei codici di rito, ma una questione di civiltà giuridica, tanto da mettere sul tavolo, nel caso di una mancata riforma dello strumento, le proprie dimissioni. Lo ha fatto nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati a meno di 24 ore da quella al Senato, dove aveva usato parole altrettanto nette. Nordio ha ribadito di non voler eliminare le intercettazioni in sé, quanto di rivederne la funzione. Sono mezzi di ricerca della prova, non di prova, ha scandito il guardasigilli trevigiano a Palazzo Montecitorio, ricordando la sua esperienza da magistrato alle prese con l'inchiesta del Mose. In quel caso ho avuto migliaia di intercettazioni, ha rivelato, ma nulla è mai uscito sui giornali. Proprio questo è l'altro aspetto per l'ex PM, ovvero la riservatezza e la tutela dell'onore delle persone coinvolte, spesso neanche indagate. Al Senato Nordio ha portato casi concreti, alcuni vissuti in prima persona, anche di colleghi rimasti schiacciati. E vorrei ricordare alla fine il mio amico Loris D'Ambrosio, del mio concorso, magistrato importante, consigliere del Presidente della Repubblica, deceduto forse anche lui di crepacuore perché era stato coinvolto in questa porcheria di diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni. Nessuno ha voluto attaccare i magistrati, ma sono deluso da alcuni di loro. Le parole di Nordio alla Camera, che così ha risposto tra le righe alle critiche mosse dall'Associazione Nazionale Magistrati subito dopo l'audizione a Palazzo Madama, ma la partita sembra solo all'inizio. Caso Rebellin, interrogazione alla Commissione europea, all'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, cooperazione tra paesi e armonizzazione sui reati stradali.
Si chiede giustizia per Davide Rebellin facendo leva sulla Commissione europea e la cooperazione tra paesi. Il caso dell'ex campione di ciclismo, travolto e ucciso il 30 novembre a Montebello Vicentino da un camionista pirata tedesco, all'attenzione della Commissione europea attraverso un'interrogazione dell'eurodeputata Stefania Zambelli, firmata anche da Gian Antonio D'Arè. Chiediamo che l'Unione Europea si faccia parte, soprattutto per quanto riguarda la Germania, perché questo voto legislativo da parte dei tedeschi non va bene, e quindi abbiamo fatto questa interrogazione per sensibilizzare proprio la magistratura tedesca su questo gravissimo fatto. Da noi c'è il reato di omicidio stradale, in Germania non c'è, e quindi se siamo in una comunità europea è giusto che i vari stati si adeguino a una legge conforme in tutta la comunità europea. L'autista alla guida del tir avrebbe anche dei precedenti in Italia. Nel 2001 era stato condannato dal Tribunale di Foggia per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso, pena poi dichiarata estinta per decorso del tempo. Il fatto che ha coinvolto Rebellin non può passare inosservato, e soprattutto anche perché c'è una recidività da parte di chi ha fatto questo reato, chiaramente non ha prestato soccorso, se n'è andato, e soprattutto è già la seconda volta che lo fa. E a chiedere di far luce sulla morte dell'ex ciclista anche la senatrice Daniela Sbrollini, che ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si è riunito ieri mattina al Ministero dell'Ambiente il tavolo di confronto sul tema dell'estrazione di nuovo gas italiano in Adriatico. I ministri Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso con il vice ministro Vanni Agava hanno incontrato il presidente della regione Zaia ed i tecnici regionali. Al centro della discussione istituzionale la necessità di approfondire le problematiche sollevate, in particolar modo quelle legate al rischio subsidenza ed ogni aspetto segnalato dalle comunità locali e dai sindaci legato all'estrazione di gas, specialmente in Alto Adriatico. Il tavolo ha concordato di coinvolgere in via preliminare alcune eccellenze italiane nel campo della ricerca, da Leonardo a ISPRA, insieme alle università del territorio, da affiancare ai tecnici e agli studiosi nel percorso di analisi e di approfondimento del tema. Il tavolo istituzionale sarà quindi affiancato anche da un tavolo prettamente tecnico. Ed abbiamo ancora notizie di cronaca. Accusata di furto mentre accudisce un anziano gioielliere padovano, una 53enne di Vigonza ora andrà a processo. Il suo compito era quello di accudire per un decorso post-operatorio un 82enne gioielliere padovano, ma nei mesi in cui prestava servizio ha approfittato per rubare soldi e gioielli. Ora una 53enne badante di Vigonza sarà processata per i furti avvenuti alla fine del 2019. Il gioielliere nel dicembre del 2019 aveva avuto il sospetto che la donna gli avesse rubato un centinaio di euro dal portafoglio e l'aveva messa alla prova lasciando somme di denaro in casa, poi regolarmente scomparse. Per di più, dopo averlo segnalato alle figlie, si è accorto che erano spariti anche un vassoio di argento e una preziosa collana con una croce tempestata di diamanti. Le perquisizioni in casa della 53enne non avevano portato a nulla, ma i familiari del gioielliere si erano opposti all'archiviazione del procedimento. Qualche settimana dopo, durante alcuni controlli in un negozio compro-oro di Vigonza, paese della 53enne, il proprietario, che aveva l'obbligo di fotografare la merce in vendita, ha riconosciuto i preziosi rubati e la donna che era andata per venderli. Da qui il processo per la 53enne accusata di furto aggravato. In seguito si è scoperto che nel 2010 era già stata condannata, sempre per furto. E c'è un'altra notizia di cronaca che ci arriva da Venezia, dove i carabinieri hanno bloccato e identificato 3 ragazzi minorenni extracomunitari che hanno aggredito, tentando di derubarlo, l'avventore di un bar, un uomo di 65 anni che ha reagito ed è stato investito dallo spray al peperoncino che i ragazzi gli hanno spruzzato contro. Nonostante questo, l'uomo ha cercato di bloccarli ed è riuscito poi a chiamare i carabinieri, che sono riusciti appunto ad individuare i 3 ragazzi e a arrestarli alla stazione ferroviaria, grazie all'aiuto anche della polizia locale e della Polfer. Vedo che si è ora collegato, e lo ringrazio per essere con noi, Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno. Buongiorno
buongiorno Barattin, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, abbiamo parlato in apertura di questa edizione dell'avvio della stagione sciistica, l'abbiamo sentito dagli impiantisti, oggi con il Ponte dell'Immacolata apre gran parte degli impianti di risalita delle Dolomiti, la giornata è splendida, la vediamo il cielo terso alle sue spalle, una stagione che naturalmente richiede anche tutta una serie di attenzioni per poter essere avviata davvero in sicurezza. Quali, Barattin? In questo momento ci troviamo in un periodo abbastanza buono, ha fatto delle nevicate in quota, una a novembre e una pochi giorni fa, e questo fa che sì che ci sia una situazione divisa in due parti. Una prima parte di bassa quota fino a 1400 metri dove abbiamo un pericolo di grado 1, poi salendo in quota il pericolo aumenta fino ad arrivare a un grado 3. In questi giorni ci sarà anche una formazione di brina sulla parte superficiale della neve che c'è in questo momento sul manto. Nei prossimi giorni faranno altre nevicate. Fate attenzione perché questa brina diventerà un piano di scorrimento, quindi ci vuole veramente una buona preparazione per chi deciderà di andare in quota, quindi per andare oltre il bosco sopra i 1500 metri. Le attenzioni sono sempre i concetti principali, quindi ci muoviamo su un terreno difficile che ha delle situazioni molto pericolose nei versanti in ombra e di sottovento, quindi fate attenzione alla movimentazione, guardate bene e leggete bene il bollettino Neve e Valanghe che vi spiega molto bene di dettaglio com'è la situazione. Ricordiamolo che il bollettino è immediato su delle macro aree molto grandi, quindi ogni vallata, ogni area deve essere interpretata da chi la frequenta e qui l'attenzione massima di chi ha poca esperienza è di affidarsi a guide alpine, CAI e anche a valligiani che hanno buona esperienza. Questa è una cosa molto importante e poi soprattutto avere le dotazioni che ricordiamo sempre, sonda, pala e arva, sono quelle 3 attrezzature che vanno assieme utilizzate e soprattutto le dovete provare in tempo di pace, quindi prima di iniziare le escursioni fate delle prove anche tra di voi e imparate ad utilizzarle. Leggete molto bene il bugiardino di ogni attrezzatura perché vi spiega molto bene come va utilizzato. Il consiglio è sempre comunque di affidarvi ai professionisti della montagna che vi possono informare e formare con dei corsi dedicati per chi ha poca esperienza. Ecco Barattin, il rischio in montagna, il rischio maggiore in montagna è davvero l'imprudenza quindi? Ma io non direi l'imprudenza, ognuno di noi quando viene in Dolomiti, quando viene in Prealpi a fare un'escursione la fa con la voglia di stare in ambiente. Dobbiamo capire che è un ambiente severo e come tale va rispettato e va conosciuto. Quindi quando ci andiamo facciamo attenzione anche alle cose più banali. La scarsa conoscenza fa sì che alle volte viene interpretato in modo leggero e questo bisogna fare attenzione perché potrebbe diventare veramente molto pericoloso. Ecco, abbiamo visto che la cronaca proprio l'altro ieri ha riportato in primo piano il tema della Marmolada con una valanga che si è staccata peraltro insomma, in una zona che non era ancora interdetta. Fortunatamente lo sci alpinista è stato salvato. È chiaro che naturalmente questo riapre come dire, no, la preoccupazione anche nei confronti di questa montagna. Ma diciamo che la Marmolada sta diventando un simbolo, no, degli escursionisti. Bisogna sfatare un mito. Chi frequenta la montagna sa che ci sono dei rischi oggettivi e dei rischi non calcolabili. Sta a noi valutarne molto bene il fondo e il manto nevoso. Le valanghe che ci sono staccate l'altro giorno aveva appena nevicato e la natura deve avere il suo tempo per assestare la neve. Una volta si andava a sciare dopo un bel po' di mesi che c'erano anche le nevicate, specialmente nella parte primaverile. Adesso usciamo appena nevica. Si può fare, però valutiamo molto bene il manto e soprattutto valutiamo l'evoluzione che quel manto nevoso ha avuto negli ultimi 15-20 giorni. Diventa fondamentale conoscere la stratigrafia della neve per capire dove possiamo andare. Comunque i versanti in ombra in questo momento e i canaloni di sottovento sono da evitare assolutamente.
Ecco, Barattini, consigli invece per chi non fa fuori pista ma approfitta delle nevicate per andare a sciare nelle piste, seguendo quindi quelli che sono i tracciati ufficiali. Purtroppo anche in questi casi, insomma, gli incidenti talvolta si verificano. Che cosa è bene fare? Lo ricordiamo anche perché magari presi dalla voglia di tornare in montagna senza la giusta preparazione anche fisica ed atletica, no? Ci si impegna in delle discese che poi magari mettono a rischio l'incolumità nostra e anche quella altrui. Allora, per quanto riguarda noi come soccorso alpino, consigliamo di avere una buona preparazione fisica che si può fare anche in casa, facendo delle flessioni, dei movimenti che abituano il corpo a compiere quei gesti tecnici che poi faremo in montagna. L'altra cosa è la preparazione dell'attrezzatura che abbiamo messo da parte in primavera, che la riprendiamo adesso all'inizio delle prime sciate, sia in fuoripista che in pista. Controlliamo bene gli attacchi, facciamo la manutenzione idonea perché siano correttamente regolati per il nostro peso e per l'attività che andiamo a fare. Sicuramente avere l'attrezzatura sonda, pala e arva idonea per le nostre competenze, quindi sapere che tipo di attrezzatura abbiamo in mano diventa, come ho detto prima, fondamentale provare perché non ci rendiamo conto cosa vuol dire spalare 1 metro cubo di neve, che cosa vuol dire sondare, quindi avere la confidenza di questi movimenti tecnici e anche la ricerca con l'arva che con i nuovi strumenti diventa molto facile, un gesto tecnico molto facile da fare, ma poi l'operazione si conclude quando ho trovato il segnale, ho sondato, ho trovato la persona, il mio compagno e dopo sono riuscito a liberare la neve per almeno far respirare quella persona in quel momento. E quindi è un'operazione non banale, molto difficile e va provata in tempo di pace. Grazie, io la ringrazio davvero Baratin per essere stato con noi. Un saluto e un buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, speriamo di lavorare poco, di uscire solo per fare le gite a controllare il territorio. Buone gite a tutti. Grazie, grazie, un saluto. Allora, noi continuiamo a parlare di eventi che hanno particolarmente, diciamo, avuto un impatto emotivo su quella che è la comunità. Sicuramente la storia di Marco Innocente, studente di Castelfranco Veneto, morto a 22 anni per una meningite fulminante, ha colpito tante persone. Ieri a Padova, all'Università di Padova, c'è stata una toccante cerimonia di laurea e ai genitori è stato conferito l'attestato alla memoria. Per i poteri conferiti dalla direttrice consegno l'attestato alla memoria degli studi di Marco Innocente ai suoi genitori. Stringono tra le mani la pergamena che avrebbe dovuto ricevere loro figlio. I genitori di Marco Innocente, lo studente di 22 anni di Castelfranco Veneto, mancato improvvisamente a marzo di quest'anno, ritirano l'attestato alla memoria agli studi compiuti nel corso di laurea di scienze della formazione primaria dal figlio morto a causa di una meningite. Il ragazzo aveva sostenuto una ventina di esami ed era iscritto regolarmente al 3° anno del corso magistrale all'Università di Padova. Volevo ringraziare tutti quanti, tutti i compagni di corso, gli amici e tutti quelli che hanno partecipato oggi. Scusate, pensavo di festeggiare la laurea di Marco in maniera diversa, nel senso, e niente, ringrazio appunto voi, tutta l'Università di Padova. Niente, grazie comunque, grazie veramente, le vostre parole ci saranno veramente d'aiuto e di conforto. Sognava di diventare insegnante Marco. Compagni e professori lo ricordano sempre sorridente e motivato da una grande passione per i suoi studi. Come tutti noi, Marco aveva scelto di intraprendere un percorso per diventare insegnante, di agire sul presente per migliorare il futuro. Marco ha lasciato una traccia di sé, del suo essere, nel nostro gruppo e nei bambini che ha incontrato. A consegnare l'attestato alla memoria agli studi il prorettore alla didattica dell'Università di Padova, Marco Ferrante, che davanti a amici e familiari del giovane studente ha ricordato lo spirito di comunità che anima l'Ateneo Patavino. Noi siamo una comunità e quando qualcuno così prematuramente ci lascia è una perdita per tutti.
E non c'è pace per Michele Merlo, il giovane cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Continui furti sulla sua tomba all'interno del cimitero di Rosà. A denunciarlo sono i genitori. Queste cose sono iniziate fin da subito, ma è un po' una costante, un po' di tutti i cimiteri. C'è qualche persona malata che ruba i fiori, che sporca un vaso. L'ultimo furto tra il 5 e il 6 dicembre, una data simbolo per la famiglia Merlo. Michele è morto a Bologna proprio il giorno 6 giugno dello scorso anno a causa di una leucemia fulminante. 1 anno e mezzo di dolore infinito per papà Domenico e mamma Katia, che continuano a lottare perché si conosca tutta la verità e che dopo mesi di furti e vandalismi nel cimitero di Rosà hanno deciso di non tacere più, denunciando tutto dapprima sui social. La tomba di Michele fin da subito, per fortuna anzi, è sempre stata piena di regali e di cose da tutta Italia, e così continua in questo anno e mezzo. E fin da subito hanno iniziato a rubare dei fiori, a rubare dei piccoli oggetti, a volte a far danni, a spaccare delle cose. Ricordo che c'era una chitarra, l'hanno spaccata proprio. Atti anche vandalici, gratuiti, che non si capisce a che fine, a che prova. È quotidiano il saluto al figlio per 2 genitori che continuano a piangerlo. Impossibile non notare le mancanze. Gli ultimi furti, un anello M, una tazza con un bassotto. Io fin da subito, verbalmente, ho avvisato in amicizia l'amministrazione, le persone del sindaco di allora, piuttosto che ho fatto delle dimostranze. E capisco bene che non si può mettere un uomo a vigilare il cimitero 8 ore al giorno, però penso anche che, e questo è il mio pensiero fin da sempre, che come si installano telecamere ovunque per far cassa, e non parlo solo di Rosà ma ovunque, si possono mettere dei deterrenti per queste persone malate anche nei cimiteri. Chiedono rispetto papà Domenico e mamma Katia, chiedono che l'amministrazione comunale intervenga. Se il giovane continua a essere travolto da un mare di affetto da tutta Italia e non solo, questo rispetto lo aspettano anche da chi può salutarlo nel cimitero di Rosà. Non auguro a nessuno che succeda quello che sta succedendo a noi. Io oggi sporgerò denuncia all'autorità e mi riserverò anche di eventuali altre azioni. La Fondazione Cassamarca, andiamo ora a Treviso, riaprirà al pubblico il Monte di Pietà. Dopo un periodo difficile con i bilanci in passivo per quasi 200 milioni di euro, ora Fondazione Cassamarca ricomincia a vedere la fine del tunnel con un bilancio preventivo che presenta un avanzo di oltre 3 milioni di euro, 10 volte superiore al precedente relativo al 2022. Ossigeno generato da debiti estinti e dalle vendite di alcune proprietà immobiliari, ora è in grado di spingere la Fondazione a nuove iniziative culturali come la tanto auspicata, perlomeno dai trevigiani, apertura del Monte di Pietà alla città. Il trasloco di Unicredit dalla sede di epoca medievale è imminente. Rientrerà a fine anno il Monte di Pietà, da parte nostra con la convinzione che avrà ancora appese alle pareti le opere d'arte che da sempre riteniamo che appartengano alla nostra collettività, e subito dopo, previo qualche lavoro di miglioramento, verrà aperto al pubblico e alla cittadinanza. Se Unicredit rispetterà il 31 dicembre come data di uscita, e non abbiamo nessun motivo per non credere che lo farà, sicuramente per Pasqua, io credo anche già per i primi di marzo, sarà fruibile dal pubblico. Per risanare la fondazione, il presidente Luigi Garofalo ha dovuto lavorare sodo in questi anni, lavoro e risultati che hanno convinto il Consiglio di indirizzo e programmazione nella seduta di ieri a riconfermarlo all'unanimità e per acclamazione alla guida dell'ente per i prossimi 4 anni. In ossequio al detto "squadra che vince non si cambia". Mi ha fatto un immenso piacere che all'interno del Consiglio di indirizzo di ieri i singoli componenti abbiano espresso apprezzamento positivo per quanto fatto e immaginato che anche nei prossimi anni si continui secondo la compagine iniziale. Avvocato e docente di diritto romano, ora il presidente Garofalo si appresta a guidare la fondazione in acque decisamente più tranquille che gli consentiranno di ragionare su nuovi progetti e opportunità che spazieranno dalla cultura all'università, passando per il futuro del distretto.
Padova ora, dove l'Associazione dei piccoli esercenti interviene sull'utilizzo del bancomat per i piccoli pagamenti. Il dibattito sull'uso del POS obbligatorio anche per piccoli importi è tornato alla ribalta dopo le proposte inserite nella manovra di bilancio di non rendere più obbligatorio accettare pagamenti bancomat per importi sotto i 60 euro. L'App di Padova, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi, non boccia totalmente l'utilizzo del POS, ma detta le condizioni. Prima di tutto che venga tolto l'obbligo di accettare tout court per qualsiasi importo il pagamento digitale a carico degli esercenti. Quindi ad esempio bene limite dei 30 euro sotto il quale sia l'esercente liberamente a scegliere se accettare o meno il pagamento. Poi c'è la questione delle commissioni che vanno azzerate. Secondo invito lo facciamo agli istituti di credito, ma forse sarebbe meglio parlare alla politica affinché vengano azzerate le commissioni e i costi a carico degli esercenti sotto determinati importi. Gli esercenti chiedono uno sforzo ai clienti di utilizzare i contanti per i piccoli pagamenti come il caffè o le colazioni, anche perché, dicono, sono più veloci rispetto ai tempi dei bancomat e si ottimizzano l'attesa alla cassa di almeno 10 secondi per cliente. Terzo appello che facciamo invece lo rivolgiamo ai consumatori affinché per importi bassi o medio-bassi, diciamo entro i 10 o 15 euro, preferiscano pagare in contanti affinché appunto non si generino questi colli di bottiglia, queste perdite di tempo che infastidiscono non solo l'esercente ma anche e soprattutto gli altri consumatori che sono dietro di noi e che aspettano che la transazione vada a buon fine. Ed ora torniamo a Belluno con Fabio Fioravanti assieme ai due protagonisti di una lunghissima corsa di beneficenza in bicicletta, 2400 chilometri percorsi da Longarone a Finisterre. A voi Belluno. Grazie per la linea. Oggi vogliamo raccontarvi da Belluno una storia che di bellunese ha l'origine dei due protagonisti, perché in realtà per Belluno non ci siete passati, mi pare di... Siamo passati anche a Belluno, sì. Di striscio? Partenza. Sì, alla partenza. Dai. A Longarone? Sì, siamo passati alla sede di Comitato Pollicino per fare un saluto e bere un caffè. Allora, perché qua dobbiamo ricordare che uno che ha un nome tipicamente cadorino, non è cadorino? Non sono cadorino, no, sono della Val di Zoldo. Perché ricordiamo che si tratta di Paolo Lovatta. Esatto. Non diciamo perché, ma Lovatta uno pensa al Cadore, e invece no, non siamo della Val di Zoldo. Mentre l'altro, che si chiama Stefano Bortolot, è cadorino. Di dove? Zoppè di Cadore. Perfetto, allora, così li abbiamo intanto presentati e raccontiamo la storia del finale, che è questo assegno che hanno consegnato in questa bella costruzione all'associazione Pollicino. Allora, vorrei che uno di voi due raccontasse un po' l'avventura e uno di due dicesse perché vi siete legati all'associazione Pollicino. Partirei da questo. Perché legata a Pollicino? Chi comincia? Lui. Allora, legati a Pollicino perché c'è una frase che a me piace molto di un amico che è Roberto Coletti, che dice: se vuoi un mondo migliore scatenalo. Io ho unito la passione per la bicicletta, la passione per i viaggi a questo tipo di iniziative, le raccolte fondi per associazioni benefiche. La prima volta l'ho fatto l'anno scorso con un'associazione di Brescia, quest'anno invece ho voluto farlo con un'associazione qui del territorio di Belluno perché era giusto farlo per la nostra terra. E ho avuto... Siamo, perché magari non tutti lo sanno, bellunesi però che operano lontano da qua, in questo caso. Sì, noi lavoriamo, sia io che Paolo lavoriamo in Germania. No, io parlavo di Pollicino. Sì, esatto, scusami. Pollicino ha costruito una casa in Romania ed aiuta ragazzi con portatori di handicap, ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità economica di studiare, di avere una vita normale,
e accoglie in questa casa tanti ragazzi, adesso mi sembra che... Decine di ragazzi, quasi 70 circa. Sì, al momento sono quasi 70 e per noi è stata diciamo, li abbiamo anche conosciuti, ci siamo collegati in video con loro, è stata molto molto emozionante. Allora, veniamo all'altro protagonista, com'è che il Cadorino ha coinvolto lo Zoldano? Abbiamo già fatto anni fa dei viaggi assieme, quindi lui mi conosce e quindi ha detto mi fido di Paolo e lo invito. Partendo da Longarone per arrivare dove? Siamo partiti a Longarone, siamo arrivati a Finisterre, dove, diciamolo? Che è in Spagna, dopo Santiago di Compostela. Perché avete scelto quello come arrivo? Perché bisogna arrivare fino alla fine del mondo di una volta. La chiamavano, quando la gente arrivava là non vedeva solo oceano, quindi per loro quella era la fine del mondo. Quanti chilometri, con quanto dislivello in quanti giorni? Abbiamo fatto circa 2400 chilometri con 24.000 metri di dislivello scarsi e in 16 giorni, con un giorno di pausa a Lourdes per i festeggiamenti dei suoi genitori che festeggiavano il 60° di matrimonio. Complimenti, auguri ai genitori, immagino ci stessero guardando, perché 60 anni di matrimonio è un'impresa ben superiore alla vostra, diciamo la verità, non è paragonabile, voglio dire, assolutamente, con anche, raccontavano quando hanno consegnato, facciamolo rivedere, questo assegno in una conferenza stampa, direi più cerimonia, un incontro in comune a Belluno, con anche qualche ricordo simpatico sul fatto che non avete perso chili. Non abbiamo perso chili perché... Nonostante tutti i chilometri che ha detto lui che è magrissimo. Sì. Difatti in salita mi dava la paga, però... in discesa il peso aiutava a recuperare. Non abbiamo perso chili perché per noi è stato un viaggio non solo sportivo ma anche enogastronomico. Abbiamo passato per tante zone in Francia, in Spagna, dove si coltiva dell'uva, che si fa zone di buon vino, e quindi da buoni italiani abbiamo dovuto assaggiare, abbiamo dovuto mangiare. Il vino migliore bevuto dove? Il vino migliore l'abbiamo bevuto, non lo so neanche io. Longarone no, vabbè dai. Longarone no, quello della Roja, che è una zona molto importante, sì, in Spagna. Sei d'accordo sul vino migliore? Sì, quello sì. E invece poi la birra, che era il nostro, diciamo, reintegratore principale appena scesi dalla bicicletta, siamo pienamente d'accordo nel dire che la birra migliore l'abbiamo bevuta a Briançon, appena arrivati in Francia. E la cucina locale? Sì, era una birra locale di fanno là. Buona, sì. E la cucina migliore? Guarda, è difficile. Bisogna. È difficile. Ma noi che non abbiamo tante possibilità di mangiare il pesce, ci siamo scatenati nella zona del sud della Francia. E anche in Spagna, le zone Polipo, era... È consigliabile. Allora, vogliamo spiegare, prima abbiamo fatto vedere una cifra importante, sono più di 2.000 euro, come sono stati raccolti? Allora, Luca Mareschi del Comitato Policino aveva organizzato tutto in pochissimo tempo, perché noi siamo ritornati alla Germania a metà ottobre, siamo partiti il 21, quindi nel giro di 10 giorni è riuscito a mettere in piedi una piattaforma? Sì, sui social noi abbiamo cercato di condividere questa cosa e c'erano appunto potevano fare il bonifico sul conto corrente del Comitato Policino, oppure c'era con PayPal riuscivano direttamente a versare queste donazioni. Quindi possiamo ringraziare i social in questo senso, che hanno permesso alla gente di sapere cosa facevate, di decidere di aiutare questi bambini? Sì, i social tanto criticati
questa volta sono stati molto importanti per la raccolta fondi. Però viaggiare in realtà però ha un costo anche, certamente il mangiare e il bere. Vi siete autofinanziati? Sì. Non abbiamo ricevuto denaro per le nostre ferie, diciamo che io lo chiamo ferie, siamo autofinanziati, sì. Allora, devo dire che è stato bello che abbiate ricevuto questi 2 riconoscimenti da parte del Comune, ve li ha consegnati il Sindaco, e magari chiedo a Stefano, che come sempre è con me in questa avventura nel raccontarvi episodi della vita qui dalle Terre Alte, facciamo vedere il percorso magari da dove sono partiti. Questa linea blu, vedete, appunto sono arrivati in quella che una volta era la fine del mondo, di una terra che si pensava fosse piatta prima, o che comunque poi ai tempi di Colombo di là avesse solo l'acqua e si arrivasse nelle Indie senza trovare in mezzo l'America. È un percorso davvero incredibile, tantissima strada, abbiamo detto i chilometri. Il ricordo più bello? Ma il ricordo più bello è l'arrivo a Finisterre. Mi viene quasi da dire che un viaggio così lo fai per provare le emozioni dell'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno è stato incredibile, dal momento in cui siamo usciti dal letto, prepararci per salire in bicicletta, gli ultimi chilometri sono emozioni che chi non fa un viaggio di questo tipo non può capire. Sì, concordo pienamente con l'amico Stefano, ce lo siamo proprio goduto gli ultimi chilometri, non si voleva più arrivare, perché poi dici adesso è finita. Come siete tornati indietro? Lui in macchina, io con l'aereo. Il ritorno avete semplificato? Abbiamo semplificato, sì. Potrebbe essere bello, perché hanno fatto una battuta, non so se pensare l'anno prossimo di andare dove c'è la casa dei Pollicini in Romania. Salute permettendo e tempo permettendo, perché noi siamo artigiani, quindi abbiamo delle attività in proprio, quindi bisogna un po'... Come percorso potrebbe essere ugualmente bello? Penso di incontrare quei ragazzi. Penso sicuramente sì. Allora 2023 Longarone, Romania? Luca ci sta pensando, ci sta martellando già da qualche tempo, perché no? C'è un anno di tempo. Sì, ma sai, alla fine è bello andare dove non si è mai stati, passare per... Pensare però di andare lì e incontrare quei ragazzi. Ma questo prima o poi... Sarebbe forse un'emozione persino più grande dell'arrivo in Portogallo. Sai, sì. Anche perché io dico, ci hanno aiutato a superare i momenti di difficoltà. È una stupidaggine, Finisterre è in Spagna, non in Portogallo. Chiedo scusa, sì, non è molto lontano, è poco più sopra, ma ho sbagliato, chiedo scusa. E gli errori in diretta, la geografia si sbaglia. Credo però che... sono Paesi Baschi? No. Galizia. Allora, credo che forse l'arrivo da quei ragazzi potrebbe essere persino più bello dell'arrivo in Galizia. Sì, sicuramente per motivi di, come posso dire, motivi di cuore. Incontrare loro sarebbe un'emozione molto forte. Sì. Allora, grazie a questi 2 amici che ci hanno tenuto compagnia, grazie da parte mia e di Stefano a voi per la linea. Spero di avervi raccontato una bella storia. Grazie, buongiorno. Grazie ai colleghi della redazione di Belluno, noi siamo giunti al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali giovedì 8 dicembre. Ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Giorno dell'Immacolata con tempo ancora buono, ma una perturbazione si avvicina al nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 8 dicembre.
Sul Veneto al mattino avremo foschie o nebbie sulle pianure, sui monti cielo più sereno. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge via via più diffuse e deboli nevicate intorno ai 1000 metri. Temperature stazionarie minime tra 2 e meno 2 gradi, massime invece comprese tra i 5 e i 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo poco nuvoloso con qualche addensamento, verso sera poi più nubi, nella notte precipitazioni anche moderate. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato con nuvolosità in graduale aumento e con rovesci di notte. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.